Ciao a tutti, oggi andrò a fare una strada che non conosco, quella che porta da Passo Tanamea alla Varresia, e come sarà lo scopriremo insieme. Questa è la Valle del Torre, fra poco arriverò anche alle sorgenti. Qui dovrebbe esserci una cascata. Che colore che ha l'acqua! Andiamo a vedere se si vede più in su. C'era una stradina, portava sotto da questa. Sentieri delle cascate. Vediamo dove mi porta questa strada. Allora torna al sud. E dopo aver visto la cascata del Torre col fiatone, proseguo verso Passo Tanamea. Da qui in poi per me la strada è sconosciuta. E quando ero bambino con mio papà si veniva a sciare il sabato, visto che era vicino a Udine, faceva mezza giornata
e poi la domenica invece si andava un po' più lontano, si alzava all'alba e qui si faceva, si può dire, un allenamento. C'era un unico impianto di risalita, piccolino ma efficace. E sto parlando degli anni 70, quindi tanti anni fa. Ecco, quindi adesso sto andando verso la Val Resia. Bella strada, strettissima anche, devi andare piano, non si sa mai che arrivi qualcuno dall'altra parte. Devo dire che la salita era bella, strada ben tenuta, la discesa con quelle buche di prima che ancora in ombra, mamma mia, forse è meglio farla in salita, meno pericolosa.
Bene, diciamo che il giro si può dire concluso. Sono arrivato sulla statale e qui adesso si può chiudere.